Parlando del mondo di oggi, dobbiamo parlare di maschi e femmine, no? Sento che siamo consumati. 7 femmine con ogni uomo, dice sarebbe buono. Siamo rovinati. Io sono pieno di donne, ovunque mi giro trovo femmine. Cioè, noi uomini ormai non contiamo più netti. È la verità, noi non lo vogliamo accettare, ma la donna ci ha surclassato in tutto, perché è più intelligente, perché ha più grinta, e non posso dire diversamente perché rischio che mi arrivano qualche dopugna bilaterale, no? E allora noi abbiamo pensato di parlare di questo rapporto fra uomo e donna, perché ancora noi uomini vorremmo tenere un pochino, però mi pare che ormai siamo completamente fuori combattimento. A femmina, quell'essere meraviglioso che fa impazzire all'uomo. A femmina, misa su tacciappa ai tempi di una volta, ma che nella realtà comandava sempre, facendo finta di non contare niente. Quando l'uomo trasia intra, parea che si volesse mangiare un mondo. S'assettava e comandava, disponeva, diceva tutto quello che sapeva fare. L'uomo era il pater familias, o pace famiglia. Aveva la patria potestà sui figli e manteneva famiglia. Insomma, se l'uomo non c'era, la famiglia spaccava fame. O pace famiglia stabiliva con cosa avevano a maritare i figli. La sua parola era legge, ma sutta La femmina una volta era regina, da casa e comandava muta muta, la sua parola era fina fina, la mente sua era spicchia e astuta. Quando arrivava l'uomo, la signora si presentava prona e ubbidiente, un mascolo sentia la sua premucca, senza me la capia completamente. Chiamato era pace di famiglia, l'uomo che comandava e decidia, e se per caso c'era in una figlia, un matrimonio in stabilia. La sua parola come leggiera, non la potevi manco criticare, il tuo portava a tisa la bandiera, dicendo che tu chi sapeva fare. Ma in fondo poi comandava, era la donna che tenia l'operno della famiglia che ti amministrava, campando i paradisi e pure inferno. All'uomo dava la grande illusione di essere lo solo imperatore, dentro la casa degna posizioni, mattina, pomeriggio a tutti loro. E ora com'è la situazione? E oggi che la donna emancipata comanda la casa apertamente, è bella, forte, scaccia e acculturata, invece l'uomo non combina niente. Una volta quando c'era una incinta, auguri e figli mascoli, signora, sta frase ora ha risultatita, una femmina è meglio e più sicura. Sta frase ora ha risultatita, una femmina è meglio e più sicura. Naturalmente questo bravo proviene da una voce femminile. Eppure, se non ci fossero le femmine, gli uomini sarebbero come gli adduzzi. Quando sopra un cippo ci tagliano la testa, servirebbero solo a fare il brodo. La mattina appena sussuti si guarderebbero attorno e vedrebbero solo mascoloni. Che schifo sarebbe lo mondo e che divertimento ci sarebbe, senza sciarriarsi con la mugliere, con la semplice zita, con la soro o con la mace. Sarebbe un mondo tinto e sconchioduto. E votando lo foglio, senza l'uomo, solo fatto di donne, chi sarebbe lo mondo? Ci sarebbe un vai e bene di cunnelli e un più più di vucitti fini e sconchiuduti. Le femmine correrivano avanti a rete e la giornata passeria così, senza calore, così, senza colore. Ma poi tutta sta gente come nascerebbe? Appunto. Con che sistema? E allora, meglio lasciare le cose come sono, femmine e mascoli, mascoli e femmine in tuo mondo. Una volta per guardare due cavigli potevano andare solo alla stazione, onne prima le madri e poi le figli scendevano dello cielo in processione. La donna che sapeva tutto questo faceva finta di netti e ne godia, mentre che l'uomo già, povero Cristo, si disperava e tanto ne soffria. Sta era lo senso di tempi, e ti era annunciato e proibito. Non si volevano fare troppo scempi,
di chitto che era tenero e pulito. La 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 la. Ma lo stesso la natura li chiamava a dare sfogo a tutti i desideri. L'uomo con forza i femmine cercava, che se mosciavano tutte fermi e seri. C'era un principio della castetate, Madonna prima del matrimonio, e l'uomo in case chiuse o pelesciate gli armava tutti i giorni un pandemonio. I corno stesso c'erano un tonno, perché nasceva ancora prima l'uomo. Ecco la canoscia la donna in forno, contava sempre lo fatto dell'uomo. La 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 la. Una bella figlioletta vi lasciata, quando passava era una gran festa, veniva squasciata e desiderata, partendo di piedi fino a destra. Butta con la quartaretta, cammina cavanetta, ma subito lo scarparo, sadalia paro paro. Don Peppino Vicchiaretto s'accarizza un bastonetto, Donna Tana assai furiosa la bruciassa da carusa. E Don Affio mezzo peri ci facesse lo pompere, Don Pascale iso brazzo e s'alliscia lo mostazzo. Don Turinno Sagrestano come arriva a Longamano, Saro pensa Romania, benedica non venia. E Don Ciccio Chirichetto i campani sono aspetto, pure ora è arrivata a sua casa a funda strada. Torna Iccia tutta gente che oramai non c'è più niente, dura picco bello spio, nio così finio. La 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 la. Grazie. Noi abbiamo l'ultimo quadro col quale